L'ultimo incidente ieri sera, con lo schianto costato la vita al 45enne motociclista Vittorio Governale di Conegliano, ma la lista delle vittime di via Canova a Ceneda è lunghissima. Lo scorso anno, a poche centinaia di metri dal luogo dell'ultimo mortale, un uomo travolto e ucciso sull'uscio di casa. Pochi mesi fa, investita e ferita una bambina in sella alla sua bici. Qua, a 5 minuti dall'uscita autostradale di Vittorio Veneto Sud, il limite di velocità è 50 km all'ora, ma pochi lo rispettano. E per chi passeggia o viaggia in bicicletta, ogni viaggio è un rischio. Una sera io attraversavo la strada qua e uno, non so, è venuto fino a sinistra, non so se voleva prendermi sotto. E la gente corre molto forte. Quelle volte passo via, anch'io ho fatto del semaforo qui a piedi perché sulla strada mi scoccia a camminare. Da quando è stata realizzata la vicina Bretella si è ridotto di molto il traffico pesante, ma questo permette a auto e moto di spingere di più sull'acceleratore con relativo aumento del pericolo. Una strada questa segnata dalle tragedie. Mercoledì sera alle 20:30 l'ultimo schianto mortale all'incrocio con via Mascagni. Dalle prime ricostruzioni pare che la moto procedesse in direzione Vittorio Veneto, mentre in senso opposto arrivava un'auto che all'incrocio ha svoltato a sinistra. Inevitabile lo schianto con il 45enne motociclista sbalzato sul vetro anteriore dell'auto e poi nel giardino di una casa. Inutili soccorsi. Saranno le indagini dei carabinieri a ricostruire l'esatta dinamica e individuare le eventuali responsabilità. Una strada ricca di incroci e di abitazioni con ingresso a raso sulla via, ma questo non basta a scoraggiare gli amanti della velocità. Da tempo i cittadini chiedono interventi più puntuali e frequenti alle forze dell'ordine, ma per ora con scarsi risultati. Qualcosa per ridurre un po' la velocità oppure più severità da parte dei vigili.